Quasi Papa, il romanzo scritto da Andrea Cirino che presenterà venerdì prossimo alle 5 presso il Circolo Empedocleo. Un Andrea Cirino sicuramente insolito, lo conosciamo nelle vesti di uomo politico ma non da scrittore. Da cosa è venuta l'idea di scrivere questo libro e diciamo sinteticamente qual è il messaggio che scrivi? Quando io ho iniziato a scrivere non avevo intenzione di scrivere questo romanzo. È stata una discussione avuta con un mio nipotino, con Andrea, che mi ha raccontato di un suo sogno e da lì nasce questa mia passione di scrivere questo romanzo. Si tratta di un ragazzino che appunto preso dalla vocazione lascia la città di Agrigento, va a studiare al seminario di Roma, diventa prete e da lì una carriera illustre e diventa anche cardinale. Il periodo va dal dopoguerra ai tempi nostri, ha la fortuna di servire quasi 7 papi. Ma il romanzo, oltre a parlare di Chiesa, parla anche di intrecci di un thriller. In sostanza ci sono dei furti all'interno delle mura vaticane, metto in evidenza alcuni conclavi di Giovanni XXIII, di Papa Luciani, di Giovanni Paolo II, quindi abbastanza interessante e intrigante. Ecco, parliamo di questa sua presentazione ufficiale che avverrà anche alla presenza di qualificate personalità del mondo del lavoro, della scuola e della Chiesa. Io intanto devo ringraziare il Circolo Empedocleo, il dottor Adamo, che mi dà l'opportunità di presentarlo appunto in quella location abbastanza prestigiosa. Lo presenterà Don Giuseppe Pondillo, Don Alfonso Tortorici, delle persone illustri della Chiesa. Ci saranno ospiti Nino Bellomo e Giovanni Moscato, coordinerà il professore Mario Gazziano, quindi persone che hanno dato tanto alla cultura agrigentina. Leggeranno alcuni brani del libro, ci sarà Lillo D'Aleo, Maria Grazia Castellana, Alfonso Gramaglia e sarà una serata abbastanza piacevole.